Se pensi di avere una brutta voce, voglio dirti una cosa importante. Molto probabilmente non è vero. Dopo tanti anni passati ad ascoltare allievi di ogni età, principianti, persone convinte di essere stonate, persone che avevano smesso di cantare perché qualcuno magari gli aveva detto in passato non sei portato, ho fatto una riflessione. È per questo che ho voluto fare questo video. Innanzitutto nessuno ha il diritto di dire una cosa del genere, perché con lo studio si può migliorare assolutamente. La verità quindi è che nella maggior parte dei casi il problema non è la voce, il problema è come la stai usando. Una voce può essere bellissima, ma se è bloccata da tensioni, paura, respirazione sbagliata o cattive abitudini, sembrerà limitata. E allora oggi voglio spiegare quali sono i veri errori che fanno pensare di cantar male e soprattutto come iniziare a risolverli. Non serve essere nati talentuosi, serve capire lo strumento. Errore 1. Spingere troppo. Molti pensano che cantare bene significhi cantare forte. Spesso lo dico nei miei video. Spingono tanto, molto volume, e questo comporta lo stringere il collo, irrigidire la mandibola, alzare le spalle, spingere aria come se si volesse urlare. Ma la voce non funziona così. Più spingi, più perdi il controllo. Più perdi il controllo, più ti stanchi. In realtà stai solo combattendo contro il tuo stesso strumento. Strategia pratica è, ad esempio, provare a dire una semplice molto morbida, come se stessi assaggiando qualcosa di buono. Solo questo, senza forza, senza volume, senza vibrazione. Il nostro famoso humming. Quella sensazione di facilità è la base della voce sana. Errore 2. Respirare male. Non serve prendere tantissima aria, anzi, molti inspirano troppo, si gonfiano completamente e il risultato è rigidità. Dico sempre, meno aria, più suono, perché la voce altrimenti si blocca. Il respiro corretto è funzionale, non teatrale. Deve sostenerti, non soffocarti. Strategia pratica: metti una mano sulle costole basse, anzi 2 a paletta, inspira in modo silenzioso e senti l'espansione laterale. Non sollevare le spalle, poi fai una lunga la troverai in tanti dei miei video, e controlla l'uscita dell'aria. Questo ti insegna il vero supporto. Errore numero 3. Paura di sbagliare. Questo è enorme. Molte persone non cantano male, ma cantano trattenute per paura. Paura del giudizio, paura della stecca, paura di sentirsi ridicoli, e questa paura diventa tensione. La tensione si sente. La voce invece ha bisogno di libertà. Le nostre strutture mobili, la nostra muscolatura ha bisogno di essere morbida, non rigida. Strategia pratica: prova a registrarti, non per giudicarti, ma per ascoltarti davvero. Spesso la nostra percezione interna è completamente diversa dalla realtà. Molti si odiano la propria voce, però fuori si renderanno conto che suona molto meglio di quello che credono. Errore 4. Voler cantare subito difficile. Brani troppo acuti, artisti irraggiungibili, quantomeno all'inizio, tonalità scomode, confrontarsi con chi lo fa di mestiere comunque, che ha dedicato una vita a fare questo come professione, come passione. Questo distrugge la motivazione. La tecnica si costruisce per gradi, come tutte le cose. Strategia pratica: scegli una canzone semplice, una tonalità comoda, fatti guidare da qualcuno, fatti ascoltare da qualcuno. Lavora sulla qualità, non sulla spettacolarità, che magari arriverà col tempo. Meglio una frase fatta bene, che emoziona, che un acuto distruttivo. Errore 5. Pensare che il talento sia tutto. No, assolutamente no.
Anche le persone di talento hanno dovuto studiare per arrivare a certi livelli. Il talento sicuramente aiuta, ma l'educazione vince sempre. Ci sono persone con grande talento naturale che si bloccano, ad esempio, e persone che partono da zero e diventano bravissime, perché studiano bene. Strategia: allenati poco, ma spesso. Meglio 10 minuti al giorno che 2 ore una volta a settimana.